Ad ogni modo, dicevo prima, è successo a tutti di ubriacarsi durante la settimana, ok? E secondo me questa cosa dovrebbe portare due servizi essenziali per l'uomo moderno. Il primo è quello di una sostituzione per chi beve la sera e non ce la fa andare a lavoro il giorno dopo. Una cosa estremamente democratica e che aiuterebbe anche un sacco nella disoccupazione. Tu puoi chiamare e c'è un centralino a partire dalle 8 di sera alle 8 del mattino a cui tu chiami e dici: guardi, sono ubriaco, non ce la faccio andare a lavorare. Fino alle 8 del mattino, perché se devi chiamare dopo le 8 perché hai bevuto, il problema non è quella sera lì, c'è un problema molto più grande dietro di te. Ad ogni modo, le telefonate sarebbero qualcosa tipo: buonasera, è centro di sostituzione per l'ubriachezza. Sì, allora guarda, io gli ho detto, dammi una sigaretta, Franco, dammi una sigaretta. Allora, senti troia, io gli ho detto, a me non voglio il buco dello Jägermeister, ok? Io te lo butto dentro lo stesso. Pronto? Sì, però... aspetta, Franco, aspetta, pronto? Sì, è il centro per sostituzione per l'ubriachezza. E come fate ad avere il mio numero? Ah, ha chiamato lei, signor Conforto. Ah, e come facciamo allora? Cioè, guardi, è la 46esima volta che chiama quest'anno. Pensavo che lo sapesse già. Ok. Ma ancora più importante sarebbe una persona che ti ricorda tutto ciò che hai fatto la sera prima. O meglio, una segretaria che ti chiami e ti faccia l'elenco delle persone a cui devi chiedere scusa. Ok? Non so se avete presente. Buongiorno, signor Conforto. Deve essere stata una serata piuttosto piccantina ieri sera. Abbiamo un sacco di materiale di cui parlare. Facciamo un riassuntino. Che dice? Allora, come al solito ha iniziato infierendo sui papà asiatici, paragonando la loro altezza alla propria prestazione sessuale, e dopodiché c'è una new entry molto interessante e ha parlato degli autisti, dei corrieri espresso che lasciano i furgoni parcheggiati in seconda fila con le 4 frecce, i quali, leggo testualmente dal monitor, signor Conforto, hanno la mamma talmente troia che ha la fica così spanata che il furgone potrebbero parcheggiarlo là dentro. Un po' contorta forse, ma... Tra l'altro mi risulta che lei faccia il comico. Potrebbe farci una battuta, magari gliela passano su Comedy Central. Che dice, Magari le va bene. Quindi sempre meglio dell'alcol. L'unica cosa che è in favore dell'alcol è che è legale. E puoi andare ovunque e bere, e volendo puoi anche rubare la roba da bere che trovi in giro. Prova ad andare da una spacciatura a rubargli la roba. Ma ancora più forte dell'alcol, l'unica cosa più grande che c'è è lei, la regina di Milano, colei che produce il 50% del fatturato di questa bellissima città, la cocaina. Non c'è niente che ti renda così spietatamente invincibile come la cocaina, e io ho imparato un metodo per utilizzarla in maniera assolutamente produttiva e divertente. Passo tutto il sabato sera a bere e poi mi chiudo in casa e pippo come un animale fino alle 7 del mattino. Dopodiché, bello sveglio e arzillo, prendo la mia sedia, la metto davanti al citofono e mi metto lì ad aspettare i testimoni di Geova. Questi arrivano verso le 8:10 più o meno, belli arzilli, citofono, pronto? Buongiorno, vorremmo parlare... Salite! Così, 18 anni, ma è successa una volta, incredibile, saliamo. Salgono su, si siedono al mio tavolo e incomincio... Guardate, io vorrei sapere qualsiasi cosa, tipo da prima che iniziasse il mondo. Cosa ne pensava Dio prima di fare il mondo? Che cosa ne penso? Finirà il mondo? Cosa succederà dopo che finirà il mondo? Ma cosa danno per cena dopo l'Apocalisse? Si sa? Non si sa? E li tengo lì inchiodati 8 ore a farmi spiegare qualsiasi cosa. Verso le 4 del pomeriggio questi mi dicono: signor Conforto, noi avremmo anche fame, vorremmo andare un attimo in bagno a casa. Io dico: io non ho fame, io non ho sonno. Rimanete qua fino a che non mi avete spiegato tutto quanto, cazzo! Grazie a tutti quanti.